Dopo l'ottima prestazione che però non è valsa a punti contro il Licata, il San Vito gioca nuovamente qui sul manto erboso del Comunale contro un San Giorgio Piana che invece è alla ricerca dei primi punti fuori dal suo impianto di Piana, quello del Licauli. Un saluto qui da Gabriele Rispetta per la gara valida per la nona giornata del campionato di eccellenza Girone A siciliana. Un saluto qui ai piedi del Monte Cofano per San Vito Lo Capo contro San Giorgio Piana. Andiamo con le formazioni di entrambe le squadre. Un San Vito Lo Capo rimaneggiato a causa di diverse assenze. Non c'è Mustaccia convocato, in panchina invece alcuni titolari come Sadotti, Rusconi, Bulades e Guaiana, e quindi mister Colombo si è dovuto inventare una formazione multiforme che può ovviamente cambiare nel corso della partita. Per ora abbiamo assegnato un 4-3-3 con in porta Sandu, in difesa la Commare, Touré, Ceffo e Ramaglio, e poi centrocampo con Di Giorgio, D'Amico, Ndiaye, attacco riservato a Garzia, Serie A e Conventi. Per quanto riguarda invece il San Giorgio Piana, queste le scelte del mister, con la Men in porta, poi Neri, Gaio, Mulè, Passero in difesa, centrocampo anche abbastanza folto con Diacatè, Barbara e Candela, attacco per Anane, Sannasardo e Graziano. Anche qui comunque è molto liquida e molto variabile l'assetto, lo schieramento della formazione che oggi gioca in trasferta e oggi proverà, come detto anche in apertura, a siglare i primi punti del campionato fuori dal Licauli. Tutto pronto per iniziare, arriva adesso il fischio da parte del direttore di gara di oggi, il signor Leone della sezione di Agrigento. I suoi assistenti invece saranno la signora Gianquinto della sezione di Marsala e il signor Pannizzo della sezione di Palermo. Primo possesso che era per il San Giorgio, subito però si è persa questa possibilità d'attacco, la prima della gara, seppur molto potenziale. Adesso il pallone viene subito rilanciato in avanti alla ricerca di Conventi, occasione al primo minuto per il giovane Antonio Conventi, un attaccante. Assieme a lui davanti, come avevamo anche anticipato, stanno giocando in questo momento Serie A e Garzia, i due uomini del gol contro il Licata. Garzia con il suo solito laissez-faire da punta centrale, qua rischia Di Giorgio sul pressing anche abbastanza continuato di Graziano. Adesso il pallone qua viene ripreso nuovamente dal San Vito, lotta a centro del campo Di Giorgio che aveva servito poco fa un retropassaggio complicato per Sandu, che si alterna spesso con Rusconi per quanto riguarda il ruolo di portiere titolare del San Vito. Nelle ultime settimane sembrava avesse preso più campo Rusconi nelle gerarchie di mister Colombo. Oggi invece è il turno di Yonut Sandu, un importante curriculum nonostante la giovane età, e adesso ha un'altra grande occasione con la maglia verde del portiere del Città di San Vito Lo Capo. Pallone sempre per Neri che va lontano. Pallone che era dalle parti del attacco del San Giorgio Piana. Adesso può giocare numero 5 Ceffo, colonna della difesa del San Vito, Lucas Ceffo. Oggi c'è il suo connazionale Ramaglio ad aiutarlo. Occhio a questo pallone però riperso nuovamente dalla formazione di casa. C'è un fallo anche segnalato dal signor Leone, o meglio il pallone era già uscito, allora può giocarlo Sannasardo con il suo ruolo sempre di jolly tra centrocampo e attacco. Giovanissimo Sannasardo. In generale comunque il San Giorgio è una squadra molto giovane che ha cambiato molto dopo l'addio di mister Chinnici, uno degli artefici delle cavalcate della formazione di Piana degli Albanesi, che 3 anni fa era in prima categoria, poi ha vinto per 2 anni di fila il campionato, si è ritrovato in eccellenza. L'anno scorso ha comunque avuto un ruolo di primo ordine nel campionato di eccellenza, poi la fine della stagione tra alti e bassi, l'addio di Chinnici, direzione Marsala, così come tanti asset che l'anno scorso erano in maglia pianese. Adesso
la volontà di farsi vedere nuovamente alle parti alte della classifica, con un campionato comunque per ora è partito bene in casa, male, malissimo in trasferta. Male si è fatto qui anche Neri. Nel frattempo il pallone gira dall'altra parte del campo dove può giocare Sannasardo, sempre molto defilato il numero 10, riprende palla per un attimo di Giorgio, ce la fa poi Seria a girarsi in maniera definitiva, prova Seria a farsi vedere dalle parti del campo più bollenti per quanto riguarda non solo il San Vito ma anche e soprattutto il San Giorgio. Si è rialzato dopo qualche momento di difficoltà Passero, quello che sentite praticamente da lontanissimo rispetto alla panchina l'allenatore del San Giorgio Piana, Boncore, che è squalificato, non è indistinta. Infatti sta dando davvero di matto per cercare di farsi sentire dai suoi giocatori che oggi vogliono fare i primi punti fuori dal Licauli. Qua atterrato Garzia, non c'è niente da segnalare, prova a ripartire il San Giorgio ma solamente per un attimo. Allora è il turno qui di Passero, che riesce a ottenere questa rimessa con le mani, manda più avanti i suoi qui Neri, batterà lui questa rimessa laterale che ha conquistato il suo compagno Dino Andres. Passero l'abbiamo messo in difesa anche aiutandoci con il numero, però in questo momento sicuramente sta facendo un ruolo più offensivo in quello che sembra essere più un 3-4-3 che diventa 3-4-1-2 per quanto riguarda il San Giorgio. Qua Lamen Sisei, uno dei pochi che è rimasto dalla passata stagione in maglia San Giorgio, una delle tante squadre comunque che ha fatto una rivoluzione completa nel corso dell'estate. È dietro che Ndiaye ha ceduto a Touré. Liscio qua di Garzia, favoria la corsa di Conventi che viene però fermato dall'ottima uscita bassa di Sisei Lamen, sempre uno dei migliori ovviamente, il portiere del San Giorgio, ormai un affezionato dei tifosi. Qua occhio a questa uscita di Sandu che arriva in anticipo rispetto ad Ananè, ma rimangono entrambi a terra. Lo scontro è avvenuto dopo che Sandu ha anticipato Ananè, però qua ovviamente c'è soprattutto il dolore successivo alla caduta, allo scontro soprattutto tra il portiere del San Vito e l'attaccante del San Giorgio, uno degli 8 ad aver trovato gol nel corso di queste prime giornate di campionato. 8 le reti segnate dal San Giorgio, 8 marcatori diversi. Proverà anche a cambiare questa cosa oggi la formazione di mister Boncore, vediamo se ci sarà qualcuno che riuscirà a trovare per la seconda volta la gioia personale durante questa stagione. 6 minuti e 15 secondi sono passati sul cronometro di gara. A terra Yonut Sandu, così come anche il numero 9 a Semien Emmanuel Ananè, ormai affezionato anche lui dei tifosi. Si rialza Ananè, non la manda ovviamente, non le manda a dire Ananè. Lui, un giocatore di movimento, dovrebbe uscire dal campo visto che ha ricevuto delle cure da parte della panchina del San Giorgio. Sandu invece, essendo un portiere, può rimanere ovviamente a difendere i pali del San Vito, anche perché c'è una rimessa con le mani già battuta da parte di Sannasardo, che poi vorrebbe un tocco con il braccio che c'è per il signor Leone. Calcio di punizione quindi in favore del San Giorgio Piana, e potrebbe anche essere un'occasione importante per la formazione rossonera, perché ovviamente stiamo parlando di un calcio di punizione, ci sono tanti ottimi saltatori che possono avvicendarsi dalle parti dell'area di rigore avversaria. Uno di questi è sicuramente Gaio, oltre a lui anche Ananè, che già ha preso il suo posto all'interno dell'area di rigore. Sta arrivando anche un pochettino più in sordina il numero 7 Barbara. Adesso aspettiamo la battuta di questo calcio di punizione. Dovrebbe essersi preso il rischio di mettere il pallone al centro il numero 4 Passero. Sono 6 le maglie rossonere in area di rigore, con Sannasardo proprio a rimorchio. Fischia Leone, pallone che arriva al centro, perfetta la presa di Sandu, che non si è fatto spaventare da una serie di maglie avversarie che erano lì dalle sue parti vicine ai suoi compagni, che comunque hanno fatto un ottimo schermo
hanno favorito anche la presa del pallone da parte del portiere del San Vito, pallone che però torna ad essere adesso del San Giorgio con Barbara che preferisce tornare dietro dove c'è Lamen. Neri lotta qui, Neri viene anche trattenuto da Conventi, alla fine il pallone viene ripreso anche in maniera casuale da D'Amico che oggi veste la numero 10 che di solito spetta a Mustaccia. Guaiana e Mustaccia, due sanvitesi doc che hanno dato il via anche alla ripartenza del San Vito in questa stagione. Oggi però sono entrambi assenti, Guaiana guarda i suoi dalla panchina, Mustaccia addirittura è fuori dai convocati. Occhio qua nel frattempo a Barbara che mette il pallone buono per Passero che vince il rimpallo, Passero in aria, mette il cross al centro, esce bene il San Vito che continua però a rischiare, alla fine è definitiva la chiusura di Conventi. Qua c'è uno scontro aereo, non c'è nulla per il signor Leone che lascia correre, c'è Garzia che può farsi vedere, ancora Garzia che prova a mantenere il pallone in campo, non ce la fa, rimessa per Lamen. La grinta di Bruno Garzia che poi va a lamentarsi con la prima assistente del signor Leone, ovvero la signora Elisabetta Gianquinto della sezione di Marsala, quindi qua vicino. Occhio ancora a Ananè. Prova a gestire questo pallone di Acate, viene atterrato il centrocampista, la diga del San Giorgio Piana, Diacate. Adesso aspettiamo la battuta di questo calcio di punizione. Diacate deve battere nella posizione giusta, nel punto giusto, perché stava guadagnando qualche metro, facendo anche rumoreggiare un pochettino il pubblico di San Vito Lo Capo. Va in aria Diacate dopo che Sanna Sardo gli ha consigliato di andare a saltare. Sarà un'altra occasione da calcio piazzato quindi per il San Giorgio Piana. Vediamo se rimarrà potenziale oppure se ci sarà qualche presupposto per fare bene. Sanna Sardo fermato, arriva la palla alle parti di Moulet che mette questo cross al centro, buono solamente per Sandu. Va lontano Ionut Sandu a cercare un'altra volta Conventi che prova a farsi vedere tra le linee. Palla è buona per Garzia. Occhio allora ancora al pallone buono sempre per il San Vito con la lotta di Serie A che però viene rimontato. Prova a scappare Moulet, viene atterrato da Di Giorgio. Calcio di punizione per il San Giorgio Piana nella propria metà campo quando siamo arrivati all'11° minuto di gioco. Passero, prova a girarsi, il tocco di Barbara, non c'è fallo, non c'è il contrasto illegale da parte di Ndiaye. Può girare il pallone quindi Sandu, ancora a terra Alessio Barbara. Adesso il pallone viene messo fuori da CF dall'altra parte del campo per consentire il recupero pieno, totale di Barbara che si rialza adesso con gli applausi anche da parte della panchina del San Giorgio per aver messo fuori questo pallone. E adesso viene ricambiato l'applauso da parte del San Vito perché Sanna Sardo ridà il pallone a sua volta a Sandu. Può correre CF, ancora il numero 5, guarda i suoi centrocampisti, soprattutto Garzia che centrocampista non è ma si era abbassato praticamente a livello della mediana per recuperare qualche pallone giocabile. Poi qua Nanè prova a girare il pallone e ottiene un fallo qui importante. Un'altra volta il San Giorgio, trattenuto Graziano che prova a farsi vedere da pivot in questo scambio aereo con Ananè. Diacate deve battere la punizione e sempre a fare un po' il furbo. Diacate ad avvicinare il pallone. Comunque vada anche dalla posizione predefinita di questo calcio di punizione, può riservarci qualche sorpresa. Sì, va bene, non capivo come te lo votavo. Aspettiamo quindi la battuta del San Giorgio Piana con Diacate
sarà lui a battere quindi questo calcio di punizione. Sono 3 uomini in barriera per Sandu. Fischia Leone, va Diakate, pallone che si abbassa. Sandu è rimasto troppo centrale il destro di Diakate, che secondo me voleva andare un po' più alla sinistra del portiere avversario, poi ha girato un po' troppo. Sandu ringrazia, riprende e ha già messo a disposizione la sfera per i suoi compagni. Qua la corsa di Conventi, fermato questo pallone prima ancora che potesse diventare pericoloso. Va lontano il San Giorgio, ancora ad aspettare soluzioni offensive il San Vito. Rimessa con le mani per la formazione di casa, lotta Garzia, atterrato Conventi che continua a lamentarsi nei confronti del direttore di gara. Guadagna metri però il San Vito con questa rimessa con le mani. La Commare aspetta un po' per battere, poi chiama avanti Di Giorgio, ancora la Commare, dietro prova a giocare Garzia, atterrato. Alla fine il fallo dovrebbe averlo commesso la Commare, invece no, si può giocare per Leone che lascia molto giocare. Occhio ancora al pallone buono per il San Vito, in aria, tanta confusione. Prova a uscire da questo garbuglio il San Giorgio. Di Giorgio invece ha provato a rimettere il pallone giocabile. Fatto sta che adesso riparte in contropiede la formazione ospite, anche se solo per un attimo. Grande la chiusura di Ndiaye che è rimasto sulla linea dei difensori. Occhio a Di Giorgio, torna dietro. In questo momento più Ramaglio come centrale, qua rischia invece Ceffo. Graziano non ha avuto l'occasione giusta, anche perché probabilmente non si aspettava questo mezzo svarione da parte di Ceffo. Infatti mister Boncore urla dagli spogliatoi: stai attaccato al centrale perché può commettere questi errori. Ceffo, la Barbara oggi più impiegato come terzino destro, che in ruoli che magari possono competere di più rispetto anche al suo talento. Non mantiene il pallone in campo Passero, e allora sarà il turno di Ndiaye di metterlo giocabile. Lo fa dietro dalle parti di Giorgio. Ceffo, verticale a cercare un'altra volta Garzia. C'è fallo ai danni di Bruno Garzia che vuole farsi vedere. Mattatore, la sfida contro il Partinico Audace, e anche l'uomo che aveva spaventato tutta Licata con quel gol che aveva portato in vantaggio il San Vito. E adesso attendiamo la battuta di questo calcio di punizione con lo stesso Garzia che si prende la briga di andare al calcio. Fischia il signor Leone, può andare adesso Garzia che perde ancora un po' di tempo nella battuta. Sono 6 in aria per il San Vito, pallone che arriva al centro, esce bene Ananè e poi prova ad andare lontano Passero. Fermato il numero 4 dalla chiusura di Giorgio, che era uno degli ultimi giocatori di movimento del San Vito. Rimette questo pallone avanti il numero 8, alla fine chiude non definitivamente Moulet. Avrebbero anche un cambio alla battuta i giocatori del San Giorgio. Si continua a lottare però in quella parte del campo. Tanta la confusione, continua a lottare la Commare, tutto buono. Può giocare quindi il San Vito. Diakate a rilanciare, Di Giorgio a staccare, Garzia a lottare e poi questo pallone viene rimpallato sulla parte alta del corpo di Ramaglio, che in questo momento sta giocando più da centrocampista, mentre credo sia Ndiaye a fare l'esterno e lui quindi a sacrificarsi un po' di più rispetto alle sue caratteristiche a causa di tutti questi assenti in casa San Vito. Pallone ripreso momentaneamente da Touré che prova ad andare lontano a cercare la corsa di Conventi. Sempre Conventi a lottare, la chiude Neri senza particolari problemi. Poi qua il controllo di Ndiaye, che più che un controllo è un mezzo velo per favorire la ripresa palla da parte di Sandu. Pallone buono per Garzia. Atterrato Garzia, non c'è niente, può andare quindi con le mani il San Giorgio. Gaglio preferisce lasciare
il pallone, la battuta quindi a altri compagni di reparto. Fabio Gaglio, che a Piana degli Albanesi è una istituzione, lui che è uno dei pochi a aver vissuto anche gli anni delle grandi vittorie in prima categoria, in promozione, poi qualche avventura qua e là nel corso delle ultime stagioni, però il sentore di tornare a Piana si è sempre fatto presente nella testa e nel cuore di Fabio Gaglio, uno dei centrali più affidabili e esperti della categoria. Va lontano nel frattempo Barbara, controlla forse con il braccio di Passero che lotta largo a destra, ancora Barbara, atterrato il numero 7, calcio di punizione per il San Giorgio Piana, che sta facendo anche un po' scorta di questi free kick. Adesso occhio, questo pallone messo in mezzo, che dovrà mettere in mezzo il numero 10 della formazione ospite, Sannasardo, dirottato a destra per questa battuta. Va Sannasardo, cross che arriva al centro, a staccare Diakate, può andare adesso Anane fuori dall'area di rigore, ancora il 9 attorniato da maglie bianche, alla fine ad avere l'ultima parola è Ramaglio. Sempre touche per il San Giorgio Piana, Sannasardo si è fatto tutto il campo per andarla a battere, lo scambio con Graziano che funziona, Sannasardo mette al centro, esce bene Touré, poi deve andare lontano il San Vito per cercare di stemperare la tensione agonistica. Occhio qua, Conventi va lontano a cercare la corsa di Garcia che è in fuori gioco di Garcia. Che arriva alle parti di Sandu. Adesso può andare il San Vito. Giorgio scambia con Ceffo. Ancora a giocare questo pallone da San Vito, prova a farlo con il numero 10 D'Amico. Come dicevamo oggi, la scelta di affidargli la maglia di Mustaccia, non convocato, riesce poi a controllare in campo Serie A, però è lui a giocare a destra, quello che in questo momento mi sembra più una sorta di 4-4-2 atipico per mister Colombo, con i soliti centrali Touré e Cieffo, Biaia a sinistra, Lacommare a destra, centrocampo con Ramaglio, Di Giorgio e D'Amico, e poi davanti appunto Garcia, Serie A, Conventi, più un 4-3-2, questo ne possiamo pensare, l'ho detto anche poco fa. Ma nel frattempo occhio, perché è troppo aperto il gomito di Touré, fallo ai danni di Anane, calcio di punizione per il San Giorgio, e c'è soprattutto il primo giallo della gara ai danni di Aziz Kader Touré, che ha aumentato troppo il volume del suo braccio, ed è rete in questo momento che può arrivare per il San Giorgio, e soprattutto giallo, prima cosa per Touré.
che arriva al centro da parte di Passero, rimette tutto in discussione Diakate, esce CF anche perché c'erano diversi giocatori del San Giorgio che erano in posizione regolare. Ora 24esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo. Può andare a battere con le mani Sannasardo, parte di Diakate, anticipato, senza fallo, rimette il pallone al centro di San Giorgio, il tacco di Gaio, occhio a questo pallone ancora buono per il San Giorgio, non mantiene il pallone in campo Sandù, non riesce a evitare il calcio d'angolo e allora 24esimo, continua a pressare, sta giocando sicuramente con personalità il San Giorgio Piana. San Vito che nonostante le assenze prova a mantenere botta e adesso ancora una volta toccherà a Passero con Sannasardo che va invece a completare la staffetta con il numero 4 mettendosi a rimorchio dell'area di rigore, diverse maglie black in aria, tant'è che il signor Leone vuole anche vederci chiaro. Gli ha fermato per un attimo il gioco, occhio perché c'è a terra un giocatore del San Vito, non abbiamo visto bene quello che è successo. Leone va subito a rendersi protagonista di questo alterco tra un giocatore di maglia black che dovrebbe essere Neri e invece un centrale del San Vito che è caduto a terra. Tutto regolare, non ha neanche estratto nessun cartellino il signor Leone, ma continua ad essere alta la tensione lì in area di rigore. Adesso può battere Passero anche se chiama lo schema prima di andare. Va ora, pallone che arriva al centro, rimane lì, in qualche modo spazza il San Vito, ancora un po' in difficoltà su queste uscite, su queste traiettorie che arrivano in area di rigore. Sta rischiando e molto anche il San Vito Lo Capo. San Giorgio invece che sembra essere in fiducia, vuole e sa che può fare male alla squadra di casa, le qualità che dispone e che soprattutto in questo tipo di partite riescono anche a sguazzarci sopra. Occhio qua, pallone buono per Mulè. Di Giorgio lo stoppa, anche Serie A riesce nel suo obiettivo, la rimessa è per il San Vito. Poi continuano le discussioni, termometro della gara che si è alzato nel corso degli ultimi minuti. Ancora una volta pallone buono per Serie A, lo gira Di Giorgio, dietro dove c'è CFO, cambia tutto per Touré che per ora, ricordiamo, è l'unico ammonito della gara. Al 23esimo è arrivato il giallo per aver aperto troppo l'alettone per colpito Ananè. Non è buono per il San Vito, Di Giorgio prova a girarlo, triangoli ancora a favorire la corsa del numero 8, poi atterrato qui prima che Serie A, colpita effettivamente a Diakate, è stato atterrato il numero 6 del San Giorgio e quindi calcio di punizione già battuto per il club ospite con il solito Neri che prova a farsi vedere, lo richiama Gaio. Neri alla fine apre bene le reparti di Barbara che mette questo cross al centro più defilato, in realtà riesce comunque a uscire Touré, atterrato Passero, non c'è niente, accentua troppo il tuffo il numero 4 e poi c'è anche il fallo di Ananè che spinge Touré, sempre loro due, a farsi vedere in maniera importante, in maniera anche poco amica, tanto cattiva, agonistica. Uno dei duelli principali di questo match, valido, lo ricordiamo, per la giornata numero 9 del campionato di eccellenza. Provato a mantenere il pallone in campo qui nel frattempo Garcia, che sta cercando con le sue verticalizzazioni, con le sue corse nei corridoi che lascia aperti la difesa del San Giorgio, prova a far salire la squadra. Non è sicuramente un ottimo
ruolo, un facile compito, però è il suo, e oggi soprattutto con l'assenza di importanti esponenti dell'attacco bianco-blu come Guaiana, come Mustaccia, deve cercare di essere lui l'uomo in più, come ha fatto contro il Licata, come deve fare anche adesso. Bruno Garcia sicuramente un ottimo impatto ha avuto nel corso della stagione, nel corso del suo periodo breve ma già pieno di sorrisi qui a San Vito. Anané controlla, prova ad andarsene, viene fermato da Di Giorgio che è tornato perfettamente a difendere su Anané. Qua Cieffo prova a correre, lui viene fermato solamente dal pensiero di chiudere questo passaggio. Bravo invece dall'altra parte Sannasardo a farsi beffe della difesa avversaria. Calcio di punizione per il San Giorgio che rimane nella metà campo del San Vito. 29esimo in corso dei 45 previsti qui al Comunale ai piedi del Montecofano. È ancora 0-0. Diakate pallone per Lamen, poi Neri la gira, Barbara controlla, Barbara, cross che arriva al centro, Graziana a vuoto e occhio perché rimane lì la sfera, riesce a uscire il San Vito e poi può anche ripartire in contropiede. L'idea non è male con Conventi che ha messo in corsa Serie A, ma viene fermato il numero 16 dal ritorno della difesa del San Giorgio. Lotta anche Ramaglio, riesce a girare per Serie A, si va a incuneare in una zona di campo dove è difficile creare qualcosa. San Vito che prova a reagire, mezz'ora. Non è ancora per la Commare dopo un primo tentativo da rimessa laterale. Sarà sempre il giovane numero 2 a rimettere i palloni in campo, guadagna anche qualche metro, può farlo. Tra Garcia, poi la Commare ha messo questo cross al centro, un po' anche per cercare l'errore nella difesa del San Giorgio oppure per sperare in un intervento da parte di Conventi verso la porta avversaria. Fatto sta che siamo oltre la mezz'ora, ancora 0-0 qui al Comunale di San Vito Lo Capo. Sisei Lamen, portiere del San Giorgio, si prende qualche secondo di troppo per andare a questo rilancio con il piede destro a cercare un'altra volta Barbara, poi Diakate aumenta le ali, arriva il pallone per Graziano che non riesce a servire bene qui, un passero scattante lì a destra che però non può arrivare su questo pallone complicatissimo da gestire da parte di Graziano. E allora la palla è per Diaye, taglia l'area di rigore, arriva Cieffo, pressato adesso il numero 5 argentino, va alla Commare, fermato da Sannasardo, l'avanzata qui del San Vito, ancora Sannasardo, insiste lì a sinistra, lotta tanto il numero 10, c'è Anané, ancora lui atterrato, non c'è fallo, intervento ottimo sul pallone di La Commare e poi Di Giorgio non arriva al controllo, entra in spaccata sul pallone, quindi non c'è fallo su Diakate. Poi pressing che si alza il San Vito e fa bene la formazione di Mister Colombo, può ripartire con Garcia, si spegne l'inerzia del contropiede ma Di Giorgio riesce a gestire questo pallone perfettamente, anche se poi Ramaglio non riesce a trovare a destra. Serie A, poi nel frattempo c'è stata una spinta involontaria però mi sembra da parte di Garcia. Adesso il signor Leone chiede anche l'aiuto dell'assistente di Elisabetta Gianquinto per capire quello che è successo. Prova per personalità Leone e ammonisce contemporaneamente Garcia e Sannasardo, protagonisti di questo alterco al minuto numero 33. Altri 3 ammoniti, quindi qua
L'altra volta Nanè prende il pallone con le mani. Dicevo, quindi 3 minuti questa gara, al 23esimo Touré, al 33esimo Garcia e Sannasardo. Rilanciato in avanti a vuoto, Barbara continua a giocare il numero 7 di Akate, poi non riesce a smistare questo pallone, prova a lottare Passero, passa 3 giocatori in maniera incredibile, ancora Passero a destra dove c'è Anane che controlla, guarda anche la porta, mette questo pallone al centro, la commale di petto, pulisce momentaneamente l'area di rigore e calcio d'angolo per il San Giorgio che rimane avanti, che rimane alto. Tocca a Passero stavolta a battere questo corner, lo farà con il suo destro probabilmente a rientrare verso la porta di Sandu. Tantissime maglie black in area di rigore. Passero alla battuta, sono 6 nell'area piccola, Sannasardo poi al limite, pallone che arriva un'altra volta, viene chiuso per ora la difesa del San Vito, ancora Passero, la giocata, entra in aria, Passero, cross che diventa quasi un tiro, non c'è deviazione, più che un cross sembrava una conclusione verso la porta di Sandu che ringrazia, era comunque in traiettoria anche se era potentissimo il mancino di Passero dopo la grande giocata del numero 4 di Dina Andres. Passero su questo calcio d'angolo, prima battuto, poi rinviato momentaneamente dalla difesa del San Vito. La giocata poi vicino all'area di rigore non ha sortito l'effetto sperato. San Vito ancora un po' in difficoltà nella creazione di questo contropiede. Nel frattempo c'è un cambio, problemi per il San Giorgio, per Graziano, primo cambio della gara, esce il numero 11 probabilmente per un problema muscolare, per un infortunio, ed entra il numero 17 Giovanni Caciccia. Entra Caciccia, esce Graziano, non è una buona notizia per il San Giorgio, più che altro perché il cambio è arrivato al minuto numero 35, quindi con ogni probabilità crediamo sia più una scelta dovuta a un problema per Graziano, quindi una scelta forzata di mister Boncore. È rimasto nel frattempo a terra Garcia. Calcio di punizione per il San Vito, prova anche un po' a fomentare i suoi. Bruno Garcia deve fare questo, oggi leader carismatico e tecnico dell'attacco bianco-blu. È ripreso nuovamente dal San Giorgio, lotta Ramaglio, commette fallo qui su Anane, allontana momentaneamente il pallone Agustin Ramaglio per evitare un potenziale calcio di punizione battuto velocemente da parte del San Giorgio, che va però comunque ad abitare in maniera più costante la metà campo del San Vito. Caciccia sta giocando a destra in questo momento, probabilmente questo licenzia Barbara ad andare magari più per zone più piccanti della metà campo del San Vito. San Vito che per ora concede un altro calcio d'angolo con CF che ha messo il pallone fuori anche lui con il petto, così come poco fa aveva fatto la Commare, e andrà sempre Passero a battere il corner. 37esimo, Barbara e Sannasardo al limite, entra adesso il 10, tante maglie black come sempre in area di rigore, pallone che arriva sul secondo palo, prova a fare la sponda, Nanè, rimane lì la sfera, esce Neri e poi tocca a Sandu mandare lontano, carica comunque sul portiere del San Vito e calcio di punizione quindi per i padroni di casa. Ancora una volta se la cava la formazione di mister Colombo, ma non è sicuramente scontato che ogni calcio d'angolo del San Giorgio, se ce ne saranno ovviamente altri anche nel corso di questo primo tempo, abbia sempre questo epilogo. Rischia molto Sandu, Leone gli va a dire pure di battere all'interno dell'area piccola dove è effettivamente avvenuto il fallo. Guadagna sempre qualche metro il portiere del San Vito, ma poco conta. Adesso Di Giorgio gira bene dalle parti di questa corsa, parte di Serie A.
che però sta giocando fisso a destra con Conventi che più che giocare a sinistra continua a cavalcare vie centrali, e quindi credo che sia più un attacco a 3 con Garcia che gioca come falso 9, Serie A che cavalca più la fascia di destra, e Conventi che però si è affezionato al corridoio centrale, quindi molto destrorso possiamo dire l'attacco del San Vito nel corso di questo primo tempo. Barbara va lontano a cercare la corsa di Passero che scivola rischiando anche di farsi male, va lontano Touré e poi Diakate, anticipato un'altra volta il San Giorgio, gioca Caciccia, non è che arriva Passero, ancora lui, Passero, tiro! Deviazione che comunque non impensierisce Sandu, che la stoppa lì, va lontano Jonut Sandu, pallone fermato dal San Giorgio ancora una volta, e quindi Diakate, quindi Ananè, fermato Ananè, senza fallo a Touré, deve ripartire il San Vito, però per ora ha lì al centro del campo una sorta di frattura, non riesce a gestire il pallone quando si oltrepassa la propria linea di metà campo. San Giorgio che sicuramente in questo momento sta avendo più il controllo del match, con Neri che va lontano a cercare un'altra volta Passero, lotta con lui Touré, Passero ha provato a mettere al centro, aiuta il suo compagno di reparto Cieffo, calcio d'angolo dall'altra parte del campo stavolta per il San Giorgio Piana, e mi sa che Passero infatti delega la battuta sulla destra a Sannasardo. Batterà il numero 10. Calcio d'angolo che arriva adesso al centro dell'area, stacca Gaio, vorrebbe un'altra volta una deviazione, ce la fa a convincere Leone. Calcio d'angolo dall'altra parte del campo per il San Giorgio, l'ennesimo di questo primo tempo. Non va Sannasardo, ovviamente lì a sinistra il deputato alla battuta è il numero 4 Passero. Aria foltissima, pallone che arriva al centro, stacca Diakate, anticipa tutti stavolta Diakate ma non riesce a centrare la porta di Sandu. 41esimo. Cieffo. Vedete mister Colombo che dice a Garcia di abbassarsi, di giocare di più il pallone. Si è alzato nel frattempo D'Amico, ma credo che fosse una situazione dovuta a un inserimento proprio da mezzala per D'Amico, che però in questo momento rimane avanti, e Garcia a fare il centrocampista centrale. Cambia quindi questa pedina mister Colombo là davanti, vuole far giocare più il pallone a Garcia, occhio però ad Ananè che prova ad andarsene, Ananè bloccato da Di Giorgio, non è la prima volta che Manfredi Di Giorgio fa un altro grande recupero lì al centro del campo, una diga, una certezza per mister Colombo, il centrocampista con la 8 sulle spalle che va a battere questa rimessa. Garcia, gli scambi tra Garcia e Cieffo, ora praticamente fa il mediano. Garcia fa il regista, fa il play di questa squadra. Cieffo, lo scambio con la Commare, Garcia si fa vedere, torna Cieffo, va lontanissimo Cieffo a cercare la corsa un'altra volta di Conventi, poi pallone ripreso da Cieffo, lotta Conventi, la rimessa non è però di sua proprietà. 42esimo, San Giorgio che riprende palla. Sembra anche un po' stanca la formazione di mister Boncore, che ricordiamo sta seguendo di solito la tribuna, poi qua rischia la men di quel tanto che basta per far prendere un mezzo colpo ai tifosi del San Giorgio. Va lontano però la men, pressione altissima del San Vito che al centro del campo sta soffrendo un po'. Se non fosse per Di Giorgio davvero avrebbe seri problemi poi nel recupero palla e nell'andare a lottare sulle seconde palle. Poi però davanti il pressing è molto asfissiante, spesso il San Giorgio deve ricorrere all'andare al rinvio, all'andare a spazzare la sfera.
Prasanna Sardo, poi che arriva al centro, Passero si propone, esce Ndiaye, è ancora vivo il pallone. Anane stoppa e prova ad andare con il sinistro al centro dell'area di rigore, ancora Caciccia, lotta sempre Ndiaye, leva questo pallone dalla disponibilità di Passero. Ha avuto l'occasione forse anche per andare in porta Anane, che però ha preferito servire al centro. E poi esce Di Giorgio e poi può andare Garcia, largo a destra, molto basso, Bruno Garcia prova a farsi vedere. Le giocate a cercare Di Giorgio, che con la suola fa scorrere questo pallone, convince Ndiaye a correre lì a sinistra. Ancora Ndiaye, D'Amico può andare, D'Amico atterrato solo per un attimo, rimane in piedi D'Amico, ma Passero ha uno strapotere fisico importante, allora può andare Anane, ancora lui, Anane guarda la porta, preferisce andare a destra dove c'è Neri, che si è proposto addirittura come riferimento offensivo. Caciccia dietro, Barbara, Neri, triangolo che si chiude, arriva il subentrato di mister Boncore a mettere questo cross al centro. Sandu la fa sua, 44esimo in corso, manca praticamente poco più di un minuto più recupero alla fine del primo tempo, ancora a reti bianche. Di Giorgio, Ceffo, Di Giorgio, cambia tutto, va alle parti di D'Amico, Ramaglio, sinistro bloccato, ma c'è sempre San Vito con Ndiaye. D'Amico molto largo, però è il 10, poi scivola Di Giorgio, può ripartire il San Giorgio con Anane, ancora il 9, Anane guarda la porta, poi rimane lì, occhio perché potrebbe essersi fatto male seriamente Anane, perché è rimasto lì il piede del numero 9 del San Giorgio. Speriamo davvero nulla di grave per Anane, che nel cambio di passo ha piantato il piede sinistro sul campo di San Vito Lo Capo. Infatti subito corre lo staff medico del San Giorgio, speriamo nulla di grave per Anane, che ha provato il doppio passo, gli è rimasto piantato il sinistro ed è rimasto a terra. Anane speriamo sia solo un dolore passeggero, non qualcosa di più grave per l'attaccante del San Giorgio, uno degli 8 marcatori differenti della stagione della squadra di mister Boncore. Un solo gol in trasferta di questi 8. Trend negativo si conferma anche in questo primo tempo, dove comunque non ci sentiamo di dire che il San Giorgio abbia demeritato, anzi ai punti magari ha creato qualcosa, qualche presupposto in più del San Vito, poi però di occasioni vere e proprie ne contiamo davvero pochissime, sicuramente nelle dita di una sola mano, contando entrambe le squadre. Si rialza Anane, cammina sulle sue gambe, sembra un po' più gonfio il ginocchio sinistro, speriamo sia solamente una nostra impressione. Non ho visto se si sta preparando qualcuno a bordo campo per il San Giorgio, probabilmente però non sprecherà un altro slot il mister del San Giorgio Boncore. Ricordiamo in questo momento sta seguendo lo spogliatoio praticamente del campo comunale di San Vito Lo Capo. 2 minuti a partire da ora, quindi già possiamo dire che 100 secondi di recupero sono passati. Da adesso in poi si arriverà probabilmente al 49esimo, qualcosa in più per questo infortunio di Anane. È rientrato in campo però il numero 9, per fortuna nulla di grave. Dalla dinamica sembrava qualcosa di più pericoloso. Adesso lotta Conventi, lotta tanto, ma non riesce a ottenere quello che voleva, ovvero il pallone a favore. Rimane a terra, botta dolorosa per Conventi con Fabio Gaglio, che adesso aiuta a rialzare il suo avversario. Va lontano la man.
trattenuto qui Touré da Anané, e una furia Touré con i suoi compagni. Evidentemente una marcatura che è saltata, ha fatto impazzire il centrale del San Vito. Ceffo. Sentiamo mister Boncore dire a passo di rimanere su, di rimanere in pressione. Sandu va lontano, manca un minuto, poco meno, alla fine del primo tempo, contando il recupero dato dal signor Leone. Vediamo più una manciata di secondi. Il primo tempo complicato da decifrare, con il San Vito rimaneggiato che sta comunque tenendo testa a un San Giorgio e con la furia agonistica vuole cercare di mantenere alta la concentrazione e soprattutto di portare a casa punti importanti che sarebbero i primi fuori dal Licauli. Finisce il primo tempo quindi 0-0 tra San Vito Lo Capo e San Giorgio Piana. A tra poco con il racconto e la cronaca integrale della ripresa. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di situazione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo.
Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te ne andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma hai la sensazione e la percezione che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e di Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare. Insomma, i giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Ecco. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata.
Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi. Pronti per ricominciare qui al campo comunale di San Vito Lo Capo, 0-0 ancora tra San Vito e San Giorgio Piana. In questo momento una gara equilibrata, una gara bloccata, forse è meglio dire, dove entrambe le squadre non sono riuscite ancora a essere convincenti dal punto di vista offensivo. Inizia ora la seconda frazione e inizia con il possesso per il San Vito, subito però rimontato dal San Giorgio. Continua la lotta a centrocampo, ecco, una gara molto fisica, molto battagliera, soprattutto nelle zone di centrocampo, un po' una caratteristica delle gare che vediamo sempre qui al comunale di San Vito Lo Capo. In questo momento il pallone è in favore del San Giorgio. Allora andiamo anche a dirvi i protagonisti della gara: sponda San Vito e sponda San Giorgio. Per ora aspettiamo, perché ancora c'è questa occasione per i Black, ma riesce a uscire perfettamente Touré, che apre per Serie A. Ancora il 16, fermato però dal numero 10 del San Giorgio, Sanna Sardo, uno dei migliori sicuramente nel corso della prima frazione. È rimasto a terra Neri, che ha subito anche un importante colpo sicuramente doloroso da Conventi. E allora andiamo a dirvi i protagonisti della gara, partendo dal San Vito con Sandu in porta, poi difesa a 4 per ora con la Commare, Cieffo, Touré e Ndiaye. Poi centrocampo in questo momento mi sembra a 2 con
Ramaglio e Di Giorgio mediani, tre quarti campo con tre effettivi che sono D'Amico, Garcia e Serie A, e poi attaccante fisso per ora con 20, 4-2-3-1, si risistema così quindi la formazione di mister Colombo. Per quanto riguarda invece il San Giorgio di Boncore, che è squalificato, sta guardando i suoi dallo spogliatoio, in porta Lamen, poi difesa composta in questo momento dai due esterni che sono Neri a destra e Mulè a sinistra, Gaglio centrale di questa difesa, anzi in realtà abbiamo visto più nel primo tempo Mulè a sinistra, Barbara attaccare come terzino a destra, centrali Neri e Gaglio, centrocampo composto da Passero, Sannasardo, Diakate e Candela, attacco che era per Ananè e Graziano, ma Graziano è uscito a causa di un infortunio. Al suo posto è andato Caciccia, che sta più riempiendo il centrocampo. Occhio qua nel frattempo a Neri, il tentativo del numero 2 fermato da Sandu, che adesso può fare ripartire i suoi, anche se preferisce aspettare un pochettino che si risistemi il San Vito con CF, e qua rischia. Non è la prima volta che il numero 5 prova a avventurarsi in queste spericolate peripezie, però spesso e volentieri deve poi ricorrere a spazzare il pallone subito senza pensare a nient'altro. Poi occhio qua ad Amico, pallone a sinistra per la corsa di Ndiaye, ma anche un motorino come Ndiaye deve fermarsi perché era in netto anticipo, in netto vantaggio. Gaglio, Ananè, controllo che può favorire uno sviluppo verso linee centrali che diventano mancine per il San Giorgio, sempre con Sannasardo. Attende lì vicino a lui il numero 8 Candela, un po' in ombra nel corso del primo tempo. Candela ha fatto un lavoro più di recupero palla, un po' come Di Giorgio, l'altro numero 8 dall'altra parte del campo. Prende palla Caciccia, Diakate, pallone al centro, lo stacco, Passero, traversa incredibile, pallone che rimane buono. La sponda per Passero, che ha avuto l'occasione per portare in vantaggio i suoi. Palla buona per il San Giorgio ancora, dopo che CF ha reso definitivo questo rinvio con le mani. Atterrato adesso dopo un bel po' comunque che continuava la trattenuta tra Ramaglio e Passero, ma il fallo l'ha commesso proprio Ramaglio, incredibile. Non è per Passero, che batterà questo calcio d'angolo. C'è punizione, ora diventa calcio d'angolo. Adesso alla battuta il numero 4, ora sì, ora è calcio d'angolo. Va col destro sempre potentissimo al centro, Sandu la tocca di quel tanto che basta, poi viene anche colpito il portiere del San Vito al volto. Ha provato a evitare la rimessa laterale poi con 20, ma non ci è riuscito. Chiama un attimo di pausa il signor Leone, anche perché è rimasto a terra Sandu. Non abbiamo modo di metterli. Ma mi dice quanto stanno per favore? Terra ancora Jonut Sandu, che qua ha provato ad anticipare tutti e ce l'ha anche fatta con il pugno sinistro, ma è stato poi colpito probabilmente da Ananè. Rimessa con le mani per il San Giorgio, che può giocare perché il pallone è stato messo fuori e si stava giocando nonostante Sandu fosse a terra. Sinistro a cercare Ananè, ancora una volta a controllare in area di rigore, poi Candela, non è definitivo questo suo controllo, può andare quindi la largo a destra Garcia, ancora Bruno Garcia, lotta con lui Serie A, pallone buono che passa, Garcia, arriva a lui, Garcia, deviazione da parte di Candela,
il pallone ha cercato Garcia e Garcia ha provato ad andare verso la porta, calcio d'angolo. Adesso c'è pronto un cambio per il San Vito, vediamo se si effettuerà ora la sostituzione oppure fra un po', credo fra un po'. La calcio d'angolo, già battuto a terra un giocatore in maglia bianca, era Garcia, la riprende Lamen che va lontano con il destro, lotta Caciccia, riesce a anticiparlo però Di Giorgio, sempre uno dei pochi giocatori del San Vito che non sale in occasione di calcio d'angolo. Lotta lì a destra Barbara, ancora il numero 7, cross che arriva al centro, Passero! La seconda grande occasione, sempre di testa, sempre per Passero, che stavolta però non c'entra la porta. La gara però adesso aumenta la sua intensità e anche in zona gol stiamo vedendo tanta carne al fuoco. Qua ci ha provato Passero un'altra volta, lui in questo momento è sicuramente l'uomo più pericoloso per il San Giorgio, sta giocando infatti assieme ad Ananè, credo che Caciccia abbia preso il suo posto lì largo a destra e tocca a Passero aiutare Ananè in attacco. Nel frattempo c'è un cambio per il San Vito, esce il numero 15 Conventi. Vediamo che esce anche nel San Giorgio perché è pronto un cambio anche per mister Boncore. Nel frattempo è entrato Foscari, nel San Vito esce Ananè. Cambia attaccante, quindi un'altra volta il San Giorgio, Ananè che non era al meglio dopo un problema al ginocchio avuto nel corso del primo tempo e quindi al suo posto è entrato il numero 20 Guadagnoli. Due cambi di questo spaccato di gara del 54esimo, uno per parte, uno per il San Vito, con dentro Foscari e fuori Conventi. La grande occasione Conventi di essere protagonista di questa gara dal primo minuto, non ha avuto però tante chance di fare male nel corso del primo tempo. Ci proverà invece adesso Foscari, anche se lui è più un centrocampista, quindi credo che Garcia torni a fare la punta e credo che venga confermato questo assetto di sicuramente tatticismo offensivo per quanto riguarda mister Colombo. Qua lo scontro con due giocatori a terra, uno per parte. Alla fine la finta qua di Lacomare, il pallone sarebbe per il San Giorgio, ma ovviamente comanda un attimo di pausa il direttore di gara perché ci sono due giocatori a terra, uno per parte come dicevo anche poco fa, soprattutto entrambi hanno ricevuto un colpo al volto, quindi per precauzione vengono entrambi attenzionati nel corso di questa pausa. Dicevo quindi al minuto numero 53 esce Conventi nel San Vito, entra il numero 18 Foscari che è più un centrocampista, quindi probabilmente Garcia torna a fare la punta. Per quanto riguarda invece il San Giorgio è uscito Ananè e al suo posto è entrato Guadagnoli, secondo cambio per il San Giorgio Piana, forse quello meno forzato, anche se come dicevo prima Ananè ha avuto qualche problema nel corso del primo tempo. Lotta forte anche il San Giorgio, pallone che viene però ripreso momentaneamente dal San Vito, ritorna sulla sfera Sannasardo, ancora Passero, prova a farsi vedere. I due esterni originali del San Giorgio ora giocano entrambi dalla stessa parte, anche perché in attacco adesso c'è Passero e soprattutto c'è Guadagnoli, due attaccanti diversi per mister Boncore nel corso di questa ripresa per cercare di fare male al San Vito. Diaye a battere con le mani, 56esimo in corso dei 90 previsti, 90 minuti di gioco, ne rimangono 34 partite da adesso, ancora c'è un'eternità, quindi ancora può definirsi la qualsiasi qui al campo comunale di San Vito Lo Capo.
tagliata questa palla che era direzione di D'Amico, lotta ancora Ndiaye, controllo non preciso, tanta confusione ora con la parte di campo, prova a mettere ordine Ndiaye, ottiene la rimessa con le mani lottando con Barbara, ancora Di Giorgio, Foscari, cioè, sta facendo proprio quel lavoro lì che originariamente era di Ramaglio. Adesso pallone a cercare la Commare, molto alto, Ceffo scambia con Foscari, ancora triangoli da parte del San Vito con Di Giorgio poi che perde questo pallone, lotta Guadagnoli, si prende il giallo Di Giorgio, ottimo ingresso in campo di Guadagnoli che già sta facendo valere la sua stazza. Manda lontano questo pallone Gaia anche perché c'è un problema probabilmente con l'oggetto della contesa che stavano utilizzando i 22 in campo. 58esimo, altro giallo della gara, stavolta per il San Vito, stavolta per Di Giorgio. Metti il pallone in mezzo Mule, tocco con la testa da parte di Guadagnoli, battezza il pallone fuori ed effettivamente va sopra la sua traversa. Da rilancio adesso Jonut Sandu, dal rilancio lungo Jonut Sandu lo fa cercare un'altra volta D'Amico che ha aumentato il suo raggio d'azione, qua colpito alla nuca Guadagnoli, tutto buono Ramaglio che invece ha diminuito il suo, anche perché la Commare comincia a calcare la fascia a tutto campo, probabilmente anche un cambio di sistema di gioco con magari adozione della difesa a 3 per Mister Colombo, con la Commare che è svincolato quindi dai soli impegni difensivi. Una soluzione che avevamo anche professato come potenziale e potenzialmente utilizzabile da Mister Colombo all'inizio della gara, vedendo 3 centrali come Ceffo, Ramaglio e Touré impiegati, con Ndiaye e la Commare che possono benissimo fare anche gli esterni di centrocampo a tutta fascia. Diacate, prova a cercare Guadagnoli, Ramaglio ancora una rimessa al centro, controlla Passero, può anche andare il 4 anche se viene fermato e allora può ripartire il San Vito. Gaglio un'altra volta l'anticipo, Guadagnoli lotta il 20, prova poi il sinistro, si è fatto ingolosire forse un po' troppo qui Guadagnoli, la prende Sandu che poi credo che perderà anche un po' di secondi in attesa del pressing proprio di Giuliano Guadagnoli. Rilancio da parte del portiere del San Vito, Guadagnoli era in fuori gioco e quindi non poteva andare a riprendere questo pallone deviato da Candela. Touré. Gaglio. Di Giorgio. Ancora Candela. È entrato cattivo sul pallone Serie A. Però in anticipo ha anche colpito Candela che si rialza dolorante. Palla per la Men che deve andare entro 8 secondi, lo fa a cercare Guadagnoli, c'è anche la corsa di Caciccia, esce bene Sandu con abbastanza sicurezza tale da poter rimettere il pallone in gioco. Di Giorgio, 61esimo, pallone per Ceffo che prova a cercare ancora Garcia, che prova a tornare protagonista della gara. Foscari dietro per Ceffo, c'è una palla a Touré che è l'ultimo giocatore di movimento attualmente per il San Vito, che sembra però aver preso più campo in questa ripresa rispetto a come aveva concluso il primo tempo, un modo che sicuramente non aveva convinto, non era piaciuto al 100% a Mister Colombo, rammaricato per via di diverse assenze, ma comunque determinato a portare a casa punti importantissimi anche per quanto riguarda la classifica. L'obiettivo del San Vito
è ovviamente quello di mantenere la categoria. E lo stesso anche il San Giorgio, qua Diakate entra in spaccata pericolosa. È rimasto a terra anche il giocatore del San Vito, non ha indicato proprio la porta di Lamen, però il direttore di gara è rimasto a terra. Nel frattempo D'Amico colpito da Diakate, che è entrato in maniera molto dura e veemente. Attendiamo quindi che venga rimesso in campo il pallone. Noi nel frattempo vi ricordiamo ovviamente che oggi stiamo vivendo un'altra grande domenica di sport. In questo momento contemporaneamente in diretta ci sono anche Bagheria. Il nostro carissimo Marco Genduso ci sta raccontando la partita tra Bagheria e Sciacca al comunale del paese, della città palermitana. E poi abbiamo anche l'importante sfida che vede protagonista il Gemini, altra delle nostre squadre di punta nel campionato di promozione. Ovviamente fate un po' di zapping tra questa diretta e le altre per non perdervi le partite più importanti di questo weekend di calcio dilettantistico, del calcio dilettantistico, quello vero, qui in Sicilia. E adesso concentriamoci, perché c'è un calcio di punizione importante per il San Vito. Sul punto di battuta Serie A e Garcia, già in gol entrambi contro il Licata. Si allontana però Mohamed Seria. Sarà il turno di Garcia. Va in porta, lui colpisce Diakate, vorrebbe un tocco con il braccio che non c'è proprio il signor Leone. Tante le proteste. Rigore non concesso qui dal direttore di gara Agrigentino. Garcia però è anche abbastanza convinto. Anche a noi ci è sembrato che il braccio di Diakate fosse molto alto, però c'è a dire anche che era a coprire il volto e quindi probabilmente proprio per questo motivo non ha tratto vantaggio alcuno Diakate per prendere il pallone con l'arto superiore. Se l'ha preso ovviamente con il braccio, però questo ovviamente per Garcia conta pochissimo. Adesso bisogna concentrarsi nuovamente sulla gara che è in essere. C'è Serie A, lo stop di Foscari, ottimo. Garcia a destra, scambia con Serie A, in area di rigore, ancora pallone al centro, esce bene il San Giorgio, sempre con Gaio e con Diakate. Ora più San Vito rispetto a quanto avevamo visto nella prima frazione. Lotta Passero, ottiene un ottimo, importante calcio di punizione. Il cuore di Dino Passero. Qua nel frattempo Gaio va lontanissimo a cercare i suoi attaccanti. Chiude Touré, che adesso è anche in preda, credo, a dei crampi. Foscari lotta, va a sinistra dove c'è Ramaglio, confermata credo la difesa a 3, che adesso è pienamente la muraglia del San Vito. CF va dalle parti un'altra volta di Foscari, lotta Foscari a terra anche con un po' di furbizia di inerzia Candela, che però non perde tempo alcuno a protestare oppure a parlare animosamente con il suo avversario. Il pallone è già in movimento, già là Sisei Lamen, che va con questo rilancio tagliatissimo che passa il centrocampo, la riprende Foscari, che guarda anche avanti, guarda la corsa lì di Garcia, che adesso è dappertutto, va lontanissimo Lamen. Guadagnoli prova ad andare con la testa, si aiuta con la stazza Guadagnoli, ma alla fine il pallone è buono per Serie A, scavalca un avversario. Poi qua altro scontro veemente lì al centro del campo con Di Giorgio che non le manda a dire a Diakate. La Commare si gioca, che partita, si è accesa nella ripresa, ancora Garcia a destra, si accentra Garcia dalle parti di Serie A, non controlla bene per il numero 16, può correre Guadagnoli, c'è anche Sandu che va a chiudere, ma potrebbe prendere, lo fa questo pallone Sannasardo. Passero d'esterno ad aprire da Barbara, ancora il numero 7, pallone che viene rimontato e deviato da Ramaglio. Alza lo sguardo di San Giorgio dopo qualche minuto nel quale il San Vito ha provato ad imporre il proprio gioco. 0-0 comunque ancora al 66esimo. Gaio, atterrato Guadagnoli, non c'è niente,
Scontro legale con Ramaglio che se l'è preso in carico. Fare Guadagnoli, occhio qua, Gaio che rischia, Garcia lo disturba, pallone per Serie A, tutto buono, anzi no, si alza la bandierina del signor Iannazzo della sezione di Palermo. Scontro poi tra Serie A e Gaio, va a parlare proprio con Momo Serie A, il direttore di gara, il signor Leone, ricordiamo della sezione di Agrigento. Completiamo la terna, quindi a questo punto ricordando anche la quota rosa nella terna arbitrale di oggi della gara del Comunale di San Vito. La prima assistente, la signora Elisabetta Gianquinto della sezione di Marsala. Neri scivola nel tentativo di pressing d'Amico, adesso però potrebbe andare a riprendere questo pallone che gli ha gentilmente concesso di controllare Ndiaye. Su lui però forte il pressing di Diakate. Ture, CFO, ancora Lucas CFO, dalle parti di Ture, deve girare questo pallone adesso il San Vito, deve farlo con calma, con attesa, con pazienza, al tempo stesso è controllato il pressing del San Giorgio per evitare di sprecare energia a vuoto, ma soprattutto cercando di rendere più dura e più complicata possibile la vita al San Vito Lo Capo. CFO, il tacco di Garcia, rimane lì il pallone che cerca sempre il numero 11, Garcia, mancino velleitario qua da parte dell'attaccante del San Vito, del trascinatore, del trascinante al tempo stesso della formazione di casa. 69esimo in corso dei 90 previsti per questa gara, ancora bloccata sul punteggio di 0-0. Va lontano la Mena a cercare Sanna Sardo che è lasciato colpevolmente solo, va lontano il numero 10 ma davvero in maniera imprecisa, uno dei pochi errori della serata, del pomeriggio di Sanna Sardo, sempre uno dei migliori nello scacchiere di mister Boncore. Ora occhio qui a CFO che andrà con le mani qualche metro, quindi CFO le lotte con viene poi ripreso da Ture. CFO, non c'è nessuno lì davanti, era troppo basso Garcia, poi Diakate, grande giocata e occhio perché rischia qui l'ammonizione seria. All'inizio sembrava pure di Giorgio e lui sì che rischia perché già ha ricevuto il cartellino. Candela, largo a destra, pallone che arriva a Caciccia. Ora sì che si va dalle parti destre del campo con Barbara che ha provato a mettere un cross tagliato al centro, esce un'altra volta CF e poi ancora Mulè dall'altra parte del campo, esce stavolta Ture. Barbara, Caciccia insiste, Caciccia lo ferma Ramaglia e l'ultimo tocco è del difensore argentino, anzi scherzavo, il direttore di gara ha deciso che l'ultimo tocco non è di Ramaglio bensì di Caciccia, rimessa con i piedi in campo per quanto riguarda il San Vito, con Sandu che ha già passato la sfera a CFO. Rilancio però impreciso del centrale argentino del San Vito Lo Capo che in questo momento sta pareggiando sul suolo di casa 0-0 contro il San Giorgio. Rischia D'Amico di riprendere questo pallone a Caciccia, sarebbe stato un jolly importante per la squadra di mister Colombo che adesso sta guardando i suoi in maniera abbastanza alimentata ed agitata dalla tensione, alimentato il moto di mister Colombo che ovviamente ci tiene a fare bene dopo l'ottima prestazione contro il Licata, capolista di questo campionato. Oggi la grande sfida contro il Marsala che è un po' quello che tutti aspettano, lo scontro che tutti aspettano dall'inizio del campionato e che
a riprova del fatto che sia una delle gare più attese dell'anno anche, e anche la sfida tra prima e seconda. Gira il pallone Garcia, ancora Touré. Barbara può mantenere questo pallone, lo fa, va dalle parti di Lamen, poi Diakate, atterrato anche Guadagnoli, non c'è niente però, scontro schiena contro petto tra attaccante e difensore, ancora Ceffo, Garcia sempre a farsi vedere, qua forse vuole un po' troppo, Passero, Touré, grande giocata di coraggio, di grinta da parte di Aziz Kader Touré, poi Ramaglio dalle parti di Ndiaye, può cambiare il gioco Ndiaye, non è una brutta idea, c'è la Commare da quinto a quinto direbbe qualche altro telecronista, qua c'è il controllo invece di Sannasardo che probabilmente si è scontrato con il suo avversario, con la Commare. Per il signor Leone non c'è nulla da segnalare. Adesso si attende che si rialzi Davide Lacommare, giovanissimo ma già un veterano praticamente per Mister Colombo, una scelta sicura lì a destra. A sinistra di solito si alternano Ndiaye e Sadotti tra difesa e centrocampo, però oggi Sadotti non è la partita, anche lui è uno dei tanti mezzi indisponibili potremmo dire per Mister Colombo. C'è anche Guaiana, c'è anche Bulades, ma non sono arruolabili per 90 minuti, ma neanche per 45, probabilmente neanche per 20. Vedremo però comunque se cambierà qualcosa nel corso degli ultimi minuti di questa gara, degli ultimi 17 minuti più recupero. Barbara si inizia a cercare un'altra volta il tiro poi di Sannasardo, e poi Sandu esce con i pugni, viene travolto un'altra volta Yonut Sandu. Calcio di punizione per il San Vito, la sponda di Guadagnoli, il tiro di Sannasardo e poi l'uscita di Sandu. Nel frattempo si avvicina alle parti di Mister Colombo D'Amico che lascia il campo. Altro cambio quindi per il San Vito. Vediamo chi entra al posto del numero 10 odierno della squadra di casa. Al 75esimo si consuma il secondo cambio per Mister Colombo, lo dicevamo, in una giornata comunque molto complicata dal punto di vista dei numeri. Sembrerebbe essere Giuseppe Tarantino, abbiamo visto un numero tondo assieme all'1 ed effettivamente l'unico rimasto in distinta con questa tipologia di cifra è proprio Giuseppe Tarantino, che al 75esimo guadagna il suo posto all'interno dello scacchiere in campo di Mister Colombo. Lo fa al posto di D'Amico, che ha offerto una prestazione di sacrificio e soprattutto multiforme, così come una domenica di questo tipo richiede per il San Vito, che oggi è contato in distinta, e D'Amico ha fatto quello che doveva fare, ricoprendo più ruoli in base anche allo schema tattico e tecnico di questa partita. Va lontano Sandu, al suo posto entra Tarantino, che ha caratteristiche magari più offensive che difensive, quindi si conferma un po' questo tran che vedeva D'Amico essere uno dei riferimenti alle spalle di Garcia. Atterrato proprio qua Garcia, calcio di punizione, fallo commesso qui da Mule, concede un jolly al San Vito. Nel frattempo viene richiamato il pallone perché vogliono andare verso la porta i ragazzi di Mister Colombo. 76esimo in corso. Protesta ancora alle parti del direttore di gara, che ha comandato però questo calcio di punizione. Ci sembra una decisione abbastanza insindacabile, inderogabile. E adesso Garcia e Seria, sempre loro due. Mister Colombo ha detto sulla ribattuta forte, non sappiamo quale tipo di ribattuta, se quella è la barriera. Sembra anche un pochettino più avanzata rispetto ai normali metri di distanza. Infatti Mister Boncore continua a urlare lì da bordo campo. Lo vedete forse quell'omino nero che sta dicendo
tutto quello che pensa ai suoi giocatori. Ma Garcia sinistro che non gira abbastanza, può andare con i piedi, quindi Lamen. 77 in corso dei 90 previsti per questo match valido per la 9ª giornata del campionato di eccellenza Girone A Sicilia tra San Vito e San Giorgio Piana. Si tolgono 3 punti in classifica, 13 li ha messi a segno il San Vito, 10 il San Giorgio, tutti in casa, i punti siglati dal San Giorgio. Proverà a cambiare la rotta oggi, prova a farlo con Candela verso Barbara, pallone che si perde dalle parti di Janut Sandu, che poi aspetta al limite proprio dell'area di rigore l'arrivo di Guadagnoli, e poi Cefo chiama il pallone perché è liberissimo a destra. Ora lo nota Candela, il countdown che sentite è quello urlato dal signor Leone, fossimo arrivati allo 0 sarebbe stato calcio d'angolo. Qua prova Ndiaye a guadagnare un calcio d'angolo o qualcosa di questo tipo, la rimessa però è per Lamen, fa ottima guardia di questo pallone il numero 7 Alessio Barbara, che oggi si è sacrificato molto dopo un inizio più difensivo. Sta giocando a tutta fascia adesso Alessio Barbara, il pallone è proprio per lui e riesce con la fronte a girarlo dalle parti di Caciccia, ma solamente per un attimo. 78esimo in corso. Ultimo tocco qui ancora una volta da parte del San Giorgio Piana. Siamo al 78esimo. Va lontano Ndiaye. Scodella male qui. Neri, Gaglio riesce comunque ad andare lontano dalle parti di questo scambio di Guadagnoli. Spreca una potenziale occasione in contropiede il San Giorgio. Allora ci prova il San Vito con Garcia, largo a destra, ancora Garcia, riesce però con coraggio Mulè, anche nonostante la presenza del tacchetto alto di Garcia, a mettere lontano il pallone. Poi la riprende Touré, ma solo per un attimo. Riesce comunque a dare manforte all'azione di Giorgio. C'è Garcia, larghissimo a destra, ancora pallone buono per Touré, che è in fuorigioco, poteva arrivarci quindi Garcia, e alla fine viene segnalato fuorigioco di Touré, credo più che altro perché poi si è scontrato con un giocatore del San Giorgio e quindi avrebbe precluso la raccolta del pallone da parte di quest'ultimo. Però a me sembra comunque buona posizione di Garcia e quindi dal punto di vista del gioco avrebbe potuto prendere il pallone di Garcia, ma era già alta la bandierina del signor Iannazzo. 80 sul cronometro di gara, mancano praticamente 10 minuti alla fine della partita, più recupero che si va per farsi ingente. Ottima da qui per Sanasardo, fermato Sanasardo, la giocata poi nello stretto da parte del 10, bloccato in seconda battuta. Poi qua Diacate, Caciccia anticipa anche Tarantino, atterrato Tarantino qui il numero 2 Neri, fallo netto da parte di Tarantino, calcio di punizione per il San Giorgio, che può pensare da lì di mettere un pallone pericoloso al centro. Addirittura a battere il calcio di punizione è il portiere e Sisei Lamen. Ha fatto Allegro Romano con la maglia del Modica, va in porta addirittura Lamen. Ormai vogliono tutti emulare l'estremo difensore del Modica, che ieri ha fatto gol da calcio di punizione trovando la rete del pareggio sul campo del Messana, gara poi vinta dal Modica, che è una delle squadre che punta ovviamente a fare più bene di tutti nel corso dell'anno nel girone B di eccellenza. Nel girone A invece una delle sorprese è il San Vito, una delle possibili underdog è il San Giorgio, e oggi sono qui a giocarsi questi punti che ancora sono tutti pienamente in palio. Calcio di punizione, fallo segnato dopo qualche secondo di ritardo a causa della regola del vantaggio al San Vito, fallo su Garcia.
andrà a battere questo calcio di punizione il San Vito con Di Giorgio. Assieme a lui c'è Seria. 82esimo. E adesso fischia Leone. Può andare Di Giorgio. Non è uno schema, è un po' la messa al centro. Esce il San Giorgio. Poi Ceffo, destro che vola, rimpallo che favorisce, un'altra grande parata di Lamen, era comunque fuori gioco, ma cosa ha fatto il portiere del San Giorgio? Che ha sbarrato la strada a Ramaglio, che già sta per esultare, comunque a tutto fermo, va lontanissimo Lamen, incredibile, parata del numero 1 pianese e ora la panchina del San Vito non l'ha presa bene per qualcosa che è successo all'interno dell'area di rigore. Fatto sta che la rimessa comunque del San Vito che ha avuto la grande occasione, forse la più netta e nitida della gara, all'83esimo, sul tiro di Ceffo e sulla ribattuta potenziale di Ramaglio che era in fuorigioco. Ha parlato tutto in argentino questa azione. Adesso pallone buono per il numero 2, la Commare, Garcia. La giocata di Garcia che poi si autolancia, ancora Garcia, forse con un braccio ha toccata poi Bruno Garcia, ma già era uscito il pallone, mi sa, infatti è rimessa laterale, aveva segnato questo il signor Iannazzo, si arrabbia Lamen perché avrebbe voluto probabilmente andare col rilancio con i piedi. 84esimo. Lotta Guadagnoli che ha abbassato il suo baricentro per toccare questo pallone, ora torna avanti Guadagnoli accompagnato da Passero che mantenendo fede alle proprie origini latine sta giocando la seconda punta, un ruolo di fantasista puro nonostante sulla schiena abbia il numero 4 che ci potrebbe suggerire tutt'altro. Adesso andrà con il rilancio, Lamen lo desiderava poco fa, avrà l'occasione adesso il portiere del San Giorgio che voleva fare gol anche lui da calcio di punizione, voleva emulare non solo il portiere del Modica ma anche il portiere della Parmonval che ieri da calcio di rigore ha trovato il gol del 4-0. È il weekend dei portieri goleador e chi lo sa, magari poteva anche essercene un terzo o forse sarà un terzo nel corso di queste gare. Noi siamo qui a San Vito e pensiamo a quella di San Vito dove ai piedi del Monte Cofano è ancora 0-0. Cambio per il San Giorgio. Esce Candela, urlata dalla panchina la sostituzione, esce dall'altra parte del campo quindi Gaetano Daniele Candela. Entra il numero 14 Tia Colicchia. Guadagnoli prova a farsi vedere, spinto Guadagnoli, fallo per buttare giù uno. Per Guadagnoli ci vuole una bella spinta e gliel'ha data qui la Commare. Calcio di punizione, calcio piazzato interessante quindi per il San Giorgio. Andrà Passero alla battuta. Sentiamo Mister Bonancora che si sta sgolando, ce l'ha particolarmente con Caciccia dicendogli di rimanere dietro, non vuole prendere imbarcate. Passero, pallone teso che arriva al centro, esce bene un'altra volta Ndiaye, poi Barbara mette subito questo pallone disponibile, ma solamente per Ndiaye che può andare in contropiede, ancora il San Vito, corre lì a sinistra, poi ritorna perfettamente Colicchia, il primo intervento della sua gara è un ottimo intervento perché ferma questo potenziale contropiede. Prova a mantenere il pallone in campo Guadagnoli che poi colpisce Ramaglio, un pestone probabilmente, infatti Guadagnoli va subito a scusarsi, a sincerarsi delle condizioni di Ramaglio, involontario ma doloroso comunque il pestone ricevuto da Guadagnoli per Ramaglio. Siamo all'86esimo che si è chiuso poco fa, 4 minuti più recupero alla fine della partita.
Calcio di punizione che non è stato assegnato subito al San Vito. Ora può andare con anzi no, è con le mani, quindi ha ragione all'inizio il direttore di gara. Andrà Ndiaye con la rimessa e probabilmente anche con la lunga gittata a cercare ancora una volta Tarantino, che gira tutta a destra. Non c'è nessuno e quindi ritorna il San Giorgio ad avere il pallone. Sannasardo nella sua metà campo chiama raccolta Moulet, che può andare lontano a cercare ancora una volta qualcuno dei suoi principali elementi offensivi. Poi Neri apre il sinistro per Sannasardo, che deve andare al controllo, lotta con la Commare, l'ultimo tocco è di Sannasardo, quindi aspetta la Commare. 88esimo, andrà il numero 2, poi il colpo di Giorgio, prova a mantenere il pallone Garcia, l'ultimo tocco è di un giocatore del San Giorgio, ma è più arretrata la battuta di questa rimessa. Tanta confusione adesso, a meno che non sia stato fischiato fallo su Garcia, perché credo che il pallone sia uscito e l'ultimo tocco è di un giocatore del San Giorgio. Confermiamo la rimessa, confermiamo che è per il San Vito, ma deve essere battuta un pochettino più indietro la Commare, forse la batte in maniera errata. Fatto sta che comunque il pallone torna a Lamen, un po' bloccato del San Vito dopo aver avuto più coraggio nel secondo tempo. Ora sembrerebbe essere il San Giorgio la squadra che è pronta a sguainare la spada. Lontano ancora una volta Ramallo a cerchiare la corsa di Tarantino. Ora sta andando con la classica tattica lanci lunghi e pedalare il San Vito. San Giorgio che invece a 60 secondi al 90esimo vuole ragionare un po' di più, vuole arrivare in porta col pallone. Scontro lì dalle parti della panchina del San Giorgio Piana, che mantiene il possesso, rimessa con le mani per Barbara, che deve andare senza remore, senza timori, la lascia a Neri, sempre in maniera ordinata il San Giorgio per evitare possibili imbarcate. Nel tempo è rimasta a terra Di Giorgio, occhio perché Di Giorgio continua a urlare vicino al signor Leone, lui è già ammonito, quindi rischia doppio Di Giorgio. Poi Lamen va con il rilancio a cercare il controllo ottimo di Passero, che poi appoggia a Moulet, ancora il numero 3 ad andare col sinistro al centro a cercare Guadagnoli, pallone che si perde dalle parti di Sandu, che un'altra volta può andare con le mani con qualche secondo. 4 minuti mi sembra da parte del signor Leone. Adesso lotta Tarantino, prende Moulet, Guadagnoli ancora fuori la sponda, Diakate ad andare lontano, la corsa poi da parte del San Giorgio a vuoto però di Colicchia, che sta aiutando Guadagnoli in questa fase finale di gara. Poi Passero gira, ottima la chiusura di Touré, che poi prova a mantenere il pallone in campo, non ce la fa, colpisce anche un suo compagno in panchina. Adesso pallone complicato di Neri, che sbatte sulla bandierina, termina in rimessa dal fondo per il San Vito. Aspetta qualche secondo Sandu prima di andare alla battuta. 91:11 sul cronometro del signor Leone, pallone che arriva alle parti di Diakate, che di testa prova già a girare
Poi Garcia lotta con Mulè, ancora Garcia, Diakate aiuta il suo compagno e riesce a riprendere il pallone. Barbara, largo a destra, torna sempre da Neri, lo scambio tra i due si chiude, anche se non in maniera felicissima. Alla fine è sempre Touré e Ndiaye, sempre loro due, lì a sinistra a chiudere ogni potenziale occasione per il San Giorgio. Tarantino lotta con Barbara, anche Serie A, a invitarsi alla festa. Alla fine il numero 7 a uscire, sempre Ndiaye. La piovra, il numero 6, dappertutto arriva con le sue lunghe leve. Poi Barbara. Colpo di testa tentato poi da Colicchia. Gaglio, Passero. Ottimo cambio gioco a cercare Barbara, è l'occasione per il San Giorgio, ma batte male questo cross. Barbara rimessa comunque ancora per gli ospiti che stanno spingendo a praticamente 100 secondi dal termine della gara per cercare l'ultimo assalto. Neri salta un uomo, non riesce a mettere il cross e poi con la testa Foscari cerca di mantenere il possesso Serie A. Alla fine l'ultimo tocco qui è di un giocatore del San Giorgio che favorisce il recupero palla di Serie A, che viene anche strattonato e messo a terra. Calcio di punizione per il San Vito, che forse avrà anche l'ultima occasione della gara, anche se da come si è messa credo che il punto possa essere un'ottima soluzione, un ottimo compromesso per il San Vito dopo tutte queste assenze che hanno condizionato la formazione di casa nel corso di questa gara. Fallo di Garcia ai danni di Gaglio, calcio di punizione, e allora tutto capovolto. Il San Giorgio può mettere questo pallone al centro dell'area di rigore, al centro della metà campo avversaria, dove Lamen, Sisei Lamen, vuole arrivare col suo rilancio, col suo destro potentissimo. 93:30 sul cronometro di questa gara. A lottare un'altra volta il San Vito, recupera palla, ci aveva provato un'altra volta Caciccia, alla fine Ndiaye cerca di andare lontano, Diakate svirgola non benissimo e il San Vito si regala l'ultima opportunità quando siamo al 93:50. Sono gli ultimi 10 secondi di gara, temporeggia un po' il San Vito. Alla fine la scelta è di ricadere su Ndiaye e su Di Giorgio, che andrà con la lunga gittata in aria e una preghierina e una speranza proverà a regalare un sogno al San Vito in questo pomeriggio nuvoloso ai piedi del Monte Copano. Sta per terminare la gara, siamo entrati nel quinto di questo recupero, dove è mancato il mordente. Prova adesso Di Giorgio a mettere il pallone al centro, Ndiaye a vuoto, fallo subito da Diakate. Si spegne anche questa occasione per il San Vito, prova subito a ripartire il San Giorgio, anche se stanno facendo un po' di palla a mano i giocatori in campo. Alla fine la palla arriva finalmente a Lamen, dovrebbe fischiare però su questo rilancio il signor Leone, ed è così. Termina 0-0 la gara del Comunale di San Vito Lo Capo. Non ci sono gol, poche emozioni, un punto a testa tra San Vito e San Giorgio Piana. Grazie a tutti per averci seguiti anche oggi qui